Stavo stendendo queste righe. I Want to Live, ve la ricordate quella degli Aphrodite Childs? Questa qui ci assomiglia, è proprio identica. E quello che avete ora ascoltato, o meglio che ascolterete, scusate, è un brano che ha reso famoso, tra le altre cose, un certo Elvis Presley. Aspetta. Deve prendere le partiture, invece Mr. Alvis si ricorda tutto. Cose qua sono... Io mi ricordo tutto. Vai pure.
te la presento io adesso. Anzi, dopo fai tu le opportune magari considerazioni tecniche. Allora, questa è una canzone del repertorio sempre, diciamo così, accademico, classico, se vogliamo. Il titolo è Caro il mio ben. Sinceramente non ricordo l'autore perché ne abbiamo anche parlato, ma... Te lo dico? Sì. È un certo Giordani, Tommaso Giordani. Tommaso Giordani. Napoletano, Ecco. figlio d'arte, della seconda metà del Settecento. Sostanzialmente, vi dico, è stata un po' una tortura per il maestro Davide, perché Michele è veramente uno sperimentatore. Dovete pensare che Michele veramente si lancia in qualsiasi avventura musicale, ma si lancia veramente a spada tratta, perché lui affronta senza paura tutto. Sentite cos'è riuscito a fare da un repertorio prettamente classico, anche se vogliamo, cos'è, sempre dell'epoca barocca, quindi molto articolato, se vogliamo, sia da un punto di vista vocale che musicale. L'ha trasportato con grande ausilio del maestro Davide in una cosa che ha a che vedere con il swing, se volete. E vi invito ad ascoltarlo. Sì, guarda, si diverte da morire quando fa queste cose. Lui proprio, Davide, era restio non poco, ma questa volta sono riuscito a forzare le sue mani sulla tastiera per trasformare questo brano tipicamente barocco, dalla melodia proprio all'inizio ricameggiante, proprio in qualcosa di più ritmato. Beh, sentirete. Caro il mio ben, Michele Manfrè e Davide Osellan.
Caro mio bene, credimi a me, senza di me, amici no, amici no, amici no, amici no. Michele Manfrè e Davide Osellame, ma cosa che io ho combinato? Cosa hanno combinato? Quando la musica è bella, è bella. L'importante è farla bene. Io mi meraviglio di te, Davide, che ti sei... Un brutto vizio che devo accontentare tutti e non... Grazie, 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 grazie. Caro il mio bene, mamma mia. Vabbè. È vero comunque che Davide sa accontentare tutti, in senso lato. Davvero, perché quando ci accompagna, è vero Davide, se ci regali delle emozioni particolari. Dovete sapere che Davide ha due... La presento io questa, la prossima. Dai, vai avanti. Dovete sapere che Davide ha due pianoforti enormi a casa sua. Abbiamo fatto le operazioni di preparazione di questo concerto di fronte a questi due strumenti meravigliosi, due Steinway, Gran Coda, sono una meraviglia. Davvero Davide, grazie perché rendi possibile tutto ciò. E la sua disponibilità è infinita. Allora, abbiamo detto tra gli altri che siamo andati a scomodare Gino Paoli, il quale ha scritto una delle più belle canzoni italiane, della melodia italiana, e l'abbiamo proprio così ricamata, lui, come ho scritto sulla presentazione, l'ha cucita addosso a lui, alla sua vocalità, al suo modo di cantare, ma non è scevro da quella magia che riesce a creare con le sue mani in tutti quei tasti bianchi e neri del pianoforte. Di tutti e due, di tutti e due. Perché Mauro ha Non i ti tasti preoccupare. in gola, Mauro? No, no. Ah no. Ho detto che che Davide ha cucito addosso questa melodia scorrendo sulla tastiera con quei tasti bianchi e neri. Aspetta, scusa un attimo, ma è che hai scritto sto repertorio qua? L'abbiamo scritto, c'eri No, chi anche l'ha tu. battuto proprio? L'ho battuto io? Si vede. Ik Cilo in una stanza. Ik Cilo. Oh. Michele Manfrè, un bel applauso, dai, fate un applauso. È unico Michele Manfrè. Però io vorrei farti leggere delle cose. Il nostro cervello è molto più avanti della nostra volontà. Sì. Quindi Diego, la qualche maniera ha presentato Il cielo in una stanza, Gino Paoli. Prego. Quando sei con me, questa stanza non è più vale te, ma alberi infiniti. Tu sei vicino a me. Questo soffitto di no, non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi, che restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse più. Niente al mondo,
Mauro, il cielo è una stanza. Grazie davvero. Una stanza che non ha più pareti con questa melodia. Dica 2 parole. Allora, la prossima canzone invece andiamo a disturbare un cantautore italiano abbastanza, diciamo, noto e anche assolutamente contemporaneo, giusto Diego? Continua a fare grandissimo successo, a riscuotere grandissimo successo. E il nome non ve lo dico, vi dico solo il titolo della canzone. È Il pescatore. Oh, siete rilassati. Oh. Questo arrangiamento, in realtà, vero Diego, aiutami, è un arrangiamento non proprio suo, o perlomeno in collaborazione con un altro grandissimo gruppo italiano. Sì, che ancora vivo, sono i PFM, che lui a un certo punto ha riscoperto nel suo viaggio musicale, nel suo viaggio di scrittore. Di poeta anche. E anche di poeta. Di poeta, sì, perché compositore, ha scoperto che poteva mettere in chiave rock anche tante sue musiche che sono ancora attuali, quindi assieme ai... Sì, se lo sta. Quindi voglio dire, adesso possiamo dire anche chi è, dai. Diciamo. Via. Fabrizio De André e PFM, Il pescatore. Será solo un beso y no so cómo
caravella. Non l'avevi detto. Grazie al campanaccio Michele Manfred. Bel applauso al campanaccio e anche a Michele. E per non essere di meno, chi? Ancora De André. Allora, se ci chiamerete la prossima volta, faremo magari un mini tributo di Fabrizio De André, 3-4 brani così. Dobbiamo studiare anche questo sistema di fare dei mini tributi a degli autori contemporanei. Va bene? Allora, il prossimo brano, rientriamo nell'ambito accademico. Bellissimo, un brano di grande espressività vocale. È di un certo signore, un certo Ruggero Leoncavallo. Io direi di presentarlo direttamente. Alla voce abbiamo Michele Manfred, al pianoforte abbiamo il maestro Davide Osellame. Mattinata, ascoltatelo tutto. Allora. Bravo Michele Manfred, Davide Osellame, Mattinata. Davide è sconvolto, va via. Va bene. Hai la capacità di mandar via Davide. Allora, adesso andiamo a disturbare un altro cantautore italiano assolutamente contemporaneissimo, proprio sta scrivendo tuttora e sta collaborando con grandi nomi della musica internazionale. È sempre un De, però non è un De quello di prima, ma è un altro De, giusto? È un altro sì. Questo si chiama De Gregori. E giusto per rimanere in tema, facciamo una grande canzone sua, che è Generale. Però è sempre un riarrangiamento, l'arrangiamento che aveva fatto un altro grande rocker italiano. Certo Vasco Rossi, forse qualcuno lo conosce. No. Non lo conosci? Assolutamente no. Non so chi è. Mi informerò. Grazie. Generale di De Gregori, versione Vasco Rossi.
passato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina, di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Mauro Berton, mister Diego Bonato, grazie davvero. Michele Manfred. Sei bravino, sai, sei proprio bravino Diego. Bravo. Ah, bene, bene. Allora, Che sacrificio metti adesso? la prossima canzone gliela lascio fare a loro, proprio perché la devo presentare io. È un po'... sì, No, sì, falla dai. presentare a Michele perché No, non vede no. l'ora, non vede l'ora. Allora No, la presento no, io. no, È un po', presenta. sostanzialmente mi rispecchia, anche se in realtà non la canto. Vi ho detto all'inizio, io sono tra un po' il sacro e il profano, no? Vi ho spiegato, sono tra un po' il paradiso e l'inferno. Questa canzone, se vogliamo, è un po' proprio tra il paradiso e l'inferno, nel senso che è una canzone che hanno cantato Zucchero e Pavarotti assieme. Potete pensare cos'è, vero? Miserere, Diego Bonato e Michele Manfred. Miserere. Lo dedico a Gina, visto che qua. So che le piace molto per mamma Gina. Vai pure Michael.
sono un peccatore della Madonna mia, un menzognero, ma non mi sono. Cosa faccio? Come vivo? Vivo nell'anima del mondo, perso nel vivere profondo. Io sono un santo che ti ha tradito quando eri solo e vivo altrove. Io sarò condannato dal cielo che vedo il mare, le foreste. Vedo me che vivo nell'anima del mondo, perso nel vivere se c'è una notte buia abbastanza a nascondermi, se c'è una luce, una speranza, sole l'antico che splendi dammi la gioia di vivere che ancora non c'è. Quella voglia di vivere che forse che ancora non c'è. Grazie, siete fantastici. Era buono Clinton. Come no? Michele Manfrè ha ancora una riserva di Clinton, un vino vecchio che non te so. dovevi dire. Però ogni tanto non nelle te occasioni- dovevi, ma non te dovevi dirlo a nessuno. prima di sai che non si caricarsi, di fare il può poi concerto. più beverlo. Allora, Michele, io adesso ti invito a farti un attimo da parte e a lasciarmi cantare una canzone, perché se io te canti tutte e te canti, Cristo. Basta, non so. Allora, facciamo finta che sia vero, speriamo, insomma, non so. Allora lo faccio apposta adesso. Adesso lo faccio apposta. Tienilo a bada. Canterò una canzone proprio che... Sì, maestro, facciamo una canzone. Fa parte del repertorio, tra l'altro, che si avvicina un po' al suo. Solo che è una canzone che in qualche maniera mi appartiene, o meglio, appartiene al mondo, a tutti noi. È stata rifatta, questa è una canzone assolutamente italiana, però è stata rifatta per il signor Presley, Elvis Aaron Presley. Quando vuole. Rewind time.
suoi. Ma è nato sole, il cielo è vero.